Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la cronaca perché sono proseguite per tutta la notte e sono tuttora in corso le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato ieri pomeriggio nello stabilimento ex Bertolini di Mossa. A fuoco 4.500 tonnellate di rifiuti in quello che appare sempre più come un disastro annunciato. Continua a bruciare il violento rogo esploso ieri sera a Mossa, nell'ex stabilimento Bertolini in via Isonzo. Le fiamme, divampate fin dal tardo pomeriggio di ieri, hanno provocato una gigantesca nube nera visibile a chilometri di distanza. Un forte odore acre ha invaso lo stesso comune alle porte di Gorizia e quelli limitrofi, complice il vento di Borino presente ieri sera. Per precauzione, i sindaci della zona, da San Lorenzo Isontino a Cormons, hanno invitato i propri concittadini a tenere chiuse porte e finestre, sostando il meno possibile all'aperto. Oggi chiuse le scuole di Mossa e San Lorenzo, così come parchi e giardini pubblici, mentre i vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza l'enorme tonnellata di rifiuti abusivi e le tracce di amianto lì presenti. A Mossa, la prima cittadina ha invitato anche a non svolgere attività di giardinaggio e a tenere gli animali domestici in casa. E si è conclusa proprio in questi minuti in prefettura a Gorizia la riunione tra Regione, il sindaco di Mossa Emanuela Russian, la Protezione Civile, i Carabinieri, l'ARPA e la SUGI per fare il punto della situazione dell'incendio. L'ARPA ha ribadito che non ci sono problemi per la salute pubblica e per l'ambiente. Il sindaco di Mossa in via precauzionale ha prorogato di 48 ore l'ordinanza emessa ieri sera per limitare gli spostamenti e mantenere chiuse le scuole. Ulteriori dettagli fra pochi minuti in A voi la linea. I numeri in costante aumento dei ricoverati in terapia intensiva e nelle aree mediche porteranno in pochi giorni la nostra regione a sforare i parametri fissati dal governo. La zona gialla è solo il primo passo, dice Fedriga. Il vero pericolo per le imprese è il passaggio in arancione. I dati relativi all'andamento del Covid, si sfiora il limite del 15% dei ricoveri nelle aree mediche, del 10% nelle terapie intensive, rendono quasi inevitabile il passaggio alla zona gialla. Io penso che in zona gialla come regione ci andremo. Devo dire che è un'area dove non mi preoccupano le misure in sé, mi preoccupa ovviamente per l'aumento di contagi e ospedalizzazioni, ma soprattutto per la tappa successiva è la zona arancione. In quel caso sarebbero danni enormi all'economia, a dei settori imprenditoriali che hanno battuto e combattuto la crisi. Fedriga ha le idee chiare per quanto riguarda il lockdown deciso dall'Austria per i non vaccinati. Nel caso in cui dovessimo andare verso una zona arancione, da zona arancione in su, penso che il prezzo delle chiusure non le possano pagare i vaccinati. Ormai sono dati evidentemente oggettivi che le vaccinazioni funzionano, sono efficaci, sono sicure e c'è qualcuno che purtroppo, facendo circolare molte menzogne, allontana una fascia di popolazione, seppur minoritaria ma importante, dalle vaccinazioni stesse. Questo è un errore grave. Le manifestazioni contro il Green Pass vedono una considerevole diminuzione di partecipanti. Io mi auguro che tanta gente capisca che qui non c'è qualcuno che vuole come ho sentito dire drammaticamente, far controllare le persone dagli UFO con le vaccinazioni. Sembra una battuta, ma è così, l'hanno detto in una manifestazione nella nostra regione. Siamo in una situazione un po' particolare. C'è qualcuno che invece ai medici insegna come si danno le medicine, come si cura. Quando uno va in ospedale si dice al medico come deve essere fatta l'operazione. Qua stiamo passando al delirio che mette a rischio prima di tutto se stessi. Per quello veramente l'appello che faccio ai cittadini: torniamo in un alveo di razionalità e di buonsenso. Vediamo allora i numeri della pandemia, che ieri ha registrato ancora un aumento dei ricoveri nelle terapie intensive, saliti a 23, 158 invece ricoverati in altri reparti. 2 le vittime, una 95enne di Monfalcone e una 85enne di Gorizia. Sono 379 i nuovi contagi da 3.158 tamponi molecolari, l'11,24%, e quasi 6.470 test rapidi, 7 i contagi tra dipendenti delle aziende sanitarie. 4 casi tra operatori delle case di riposo e 6 tra gli ospiti, tutti in area giuliana. Le persone in isolamento sono oltre 4.800. Nell'indagine della Procura di Torino per istigazione a delinquere con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici e istigazione a disobbedire alle leggi, che ha coinvolto 17 persone in Italia, c'è anche un uomo residente a Prata, sequestrato il suo cellulare dagli agenti della Questura di Pordenone.
Era stato candidato al Consiglio Comunale di Prata di Pordenone nel 2017 nelle fila del Movimento 5 Stelle, senza essere eletto. Ora è tra i 17 indagati nell'inchiesta coordinata dal gruppo Terrorismo ed Eversione della Procura della Repubblica di Torino, che ieri mattina ha portato a perquisizioni in 16 province italiane, tra cui Pordenone e Trieste. Si tratta di Andrea Fonte, libero professionista, che ha visto entrare in casa sua a Prata per una perquisizione gli uomini della Polizia Postale e della Digos, coordinati dal questore di Pordenone Marco Dorisio. All'uomo è stato sequestrato il cellulare attraverso il quale, nella chat di Telegram Basta Dittatura, veniva rinnegato il Covid, si attaccavano le istituzioni, medici, giornalisti, politici, anche con pesanti minacce di morte, e si protestava contro il Green Pass. Sarà al vaglio della Procura stabilire le responsabilità degli indagati e il grado di gravità dei loro toni. Da quanto emerge, Fonte si sarebbe lasciato andare, esagerando sulla scia dei commenti della chat, e ora dovrà spiegare agli inquirenti il perché dei suoi toni. Le accuse nei suoi confronti restano però molto gravi. Ci sono anche Novax della provincia di Udine, oltre che di Ravenna, Belluno, Venezia, Torino e Rovigo, nell'elenco dei frequentatori degli studi di Mauro Passarini, il medico di Marina di Ravenna, arrestato mercoledì scorso nell'inchiesta della Procura di Ravenna su alcune decine di Green Pass. L'indicazione è emersa dall'interrogatorio di garanzia del medico, che ha sempre negato di aver ricevuto denaro per la documentazione verde. Ha invece indicato in un guaritore pranoterapeuta di una città veneta la persona che avrebbe fatto il suo nome a diversi Novax del Nord, fra i quali quelli friulani. Grave incidente stradale meno di un'ora fa su raccordo autostradale della 4 nel tratto fra Sistiana e la barriera dell'Isert in direzione Venezia. A scontrarsi sono stati due mezzi pesanti che hanno completamente ostruito la carreggiata, bloccando il traffico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Trieste, la polizia stradale e i sanitari inviati dalla Sores. Una donna di 39 anni di San Vito al Tagliamento è morta per le gravissime ferite riportate in uno scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera tardi lungo la ex strada provinciale 21 a Fiume Veneto. Gravi anche le condizioni del conducente dell'altra vettura, anche se non è in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto in un tratto rettilineo e ha coinvolto anche una terza auto, il cui conducente è rimasto illeso. Un ragazzo di 26 anni è rimasto ferito nello scontro fra due auto stamattina sulla vecchia provinciale 104 a Salt di Povoletto. L'incidente è avvenuto mentre una delle due auto faceva un'inversione di marcia nei pressi di un cantiere stradale. Il ferito, originario dell'Isontino, è stato portato in ospedale a Udine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Infortunio sul lavoro questa mattina nella zona industriale di Fossalta di Portogruaro. Un giovane operaio è rimasto schiacciato dal muletto che stava movimentando nel piazzale di un cantiere edile. L'incidente è avvenuto poco prima delle 8. Il giovane è stato soccorso dall'equipaggio dell'elicottero sanitario, dall'equipe medica di un'ambulanza e dai vigili del fuoco di Portogruaro. Sul posto gli ispettori del lavoro insieme ai carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento. Le condizioni del ferito sono gravi. Comincerà alle 13 il presidio dei lavoratori della Dynamic Technologies, che hanno proclamato per oggi 8 ore di sciopero contro l'annuncio di 50-60 licenziamenti. La Dynamic Technologies di Attimis ha annunciato appunto 50-60 esuberi tra lavoratori e sindacati. È forte la preoccupazione sulla tenuta industriale del sito. Ad alimentare ulteriormente la preoccupazione delle rappresentanze dei lavoratori è l'esistenza del sito produttivo ungherese, che è la fotocopia di quello friulano e verso il quale, dicono i sindacati, vengono dirottati in maniera sempre più costante macchine e prodotti di Attimis. Magari non sarà stato proprio l'amato Bubu dei cartoni animati, ma per un piccolo orsetto friulano sono andate decisamente male le prime prove d'autonomia. Ieri sera si è arrampicato su un albero in via Garzarolli a Gorizia, alle spalle del castello, in direzione della Slovenia. I problemi sono cominciati quando si è trattato di scendere, perché il povero orsacchiotto con i suoi 35 kg di peso non riusciva più a tornare a terra. Se ne sono accorti alcuni passanti, che hanno visto strani movimenti nelle fronde. Nessun gatto, nessun uccello, ma strani, grandi e impauriti occhioni di un orsacchiotto. I passanti hanno subito chiamato i vigili del fuoco, operazioni non proprio semplicissime, perché l'autoscala che avrebbe risolto tutti i problemi era impegnata nell'operazione di spegnimento di Mossa. Alla fine i pompieri sono riusciti comunque a raggiungere il piccolo orsacchiotto che, ancora spaventato, è stato portato in salvo e affidato al personale della forestale in attesa di poterlo rimettere in libertà per raggiungere la mamma orsa.
Nata nel 2000, l'azienda zootecnica tutta al femminile di Sonia Dionisio investe ancora in uno dei paesi più defilati e piccoli della montagna, Lauco. Dopo la stalla, con 200 capi, al via un cantiere per la creazione di uno spaccio e un bar per l'aggregazione della comunità. È uno dei comuni più piccoli e defilati della montagna carnica, ma l'impresa zootecnica tutta al femminile di Sonia Dionisio ha avviato comunque la sua attività all'inizio del 2000 e ci crede. Ha investito sul territorio dando lavoro ai residenti e acquistando vaste aree a prato anche dal comune per allevare mucche. In 20 anni è riuscita a raggiungere quasi 200 capi in stalla e adesso punta sulla creazione di uno spaccio in centro a Lauco. Il cantiere per la realizzazione dell'immobile è stato già avviato e sarà portato a compimento entro il prossimo anno. In parte, grazie anche a un contributo pubblico, queste donne così determinate sono state capaci di vitalizzare un'area montana che necessita di iniziative di sprone, soprattutto per dare speranza ai giovani, dice il sindaco Livio Dionisio. Una volta ultimato questo nuovo stabile andrà a ospitare uno spaccio di prodotti lattiero-caseari e anche un bar che funzionerà pure come importante punto di riferimento e aggregazione per la comunità del paese. In questo modo Lauco sarà in grado anche di attrarre nuovi turisti, quelli in cerca di prodotti tipici locali e di spazi in cui trascorrere qualche ora nel verde in relax. Duino Aurisina sarà la città italiana del vino 2022. Succederà al comune di Barolo che si è insignito dello stesso titolo per il 2021. Il passaggio del testimone avverrà domenica prossima proprio a Barolo dal sindaco della cittadina piemontese Renata Bianco a quella di Duino Daniela Pallotta. L'associazione aggrega oltre 460 comuni a vocazione vitivinicola. Per dire basta alla violenza sulle donne, l'associazione Save Art mette in campo 15 artisti messicani che disegneranno altrettanti murales in alcuni comuni del Friuli per sensibilizzare sul tema. Il progetto internazionale Il segno delle donne ha coinvolto anche la Commissione regionale Pari Opportunità, oltre a diverse istituzioni. Vediamo. 15 murales realizzati in altrettanti comuni friulani da artisti messicani contribuiranno a dire basta alla violenza sulle donne in vista della giornata internazionale del 25 novembre. Il progetto Il segno delle donne è stato lanciato dall'associazione Save Art e ha trovato il sostegno della Commissione regionale Pari Opportunità e di numerose istituzioni sull'asse Messico-Friuli. Si stanno già realizzando diversi murales, il primo è già stato fatto a Travesio, adesso i nostri artisti sono a Cavasso, a Maniago, a Fiume Veneto e a Zoppola che stanno iniziando a realizzare i primi murales e altri 3 ragazzi sono su a Gemona nell'università che collabora con noi. È un messaggio di speranza che vogliamo dare per dire che le donne che subiscono violenza comunque da questa sofferenza, da questo baratro possono uscirne vincenti. La tappa finale è attesa per il 25 novembre nel castello di Valvasone. Un'iniziativa particolare, importante, che addirittura ha risvolti internazionali e che permetterà ancora una volta di essere vicini non solo al mondo delle donne, ma di tutti coloro che subiscono violenze. Il telegiornale finisce qui, ma vi ricordo l'appuntamento a seguire con A voi la linea. A dopo.